Non possono promettersi fedeltà nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia e di amarsi e onorarsi tutti i giorni della loro vita solo sulla base della buona volontà o della speranza che la cosa funzioni. Hanno bisogno di basarsi sul solido dell'amore fedele di Dio. E per questo ci vuole, prima di ricevere il sacramento del matrimonio, ci vuole una accurata preparazione, direi un catecumenato, perché si gioca tutta la vita nell'amore e con l'amore non si gioca. Non si può dire preparazione al matrimonio a 3 o 4 conferenze date in parrocchia. Questa non è preparazione, questo è finta di preparazione e la responsabilità di chi fa questo cade su di lui, sul parroco, sul vescovo che permette queste cose. La preparazione deve essere matura e ci vuole tempo. Non è un atto formale, è un sacramento, ma si deve preparare con un vero catecumenato.